Obiettivo Friuli. Voce a confronto e attualità del territorio sotto la lente. A cura di Claudia Brugnetta. A tutti voi in ascolto, felice giornata da Claudia Brugnetta. Continuano i nostri reportage radiofonici dedicati molto spesso anche alle eccellenze del nostro territorio. Ed è proprio il caso del viaggio di quest'oggi che ci porta a Russiz Superiore, a Capriva del Friuli, da dove vi racconteremo alcune storie molto affascinanti grazie alla collaborazione tecnica di Daniel Apostu, che è la postazione mobile, e di David Zanerato al microfono per la seconda parte del programma, ovvero condurrà la rubrica Zoom che focalizza con maggiori dettagli uno degli argomenti trattati nel corso di questo reportage. Prima di incontrare il sindaco di Capriva del Friuli, Daniele Sergon, per i saluti iniziali, vi voglio subito dire che il programma di oggi soprattutto vuole unirsi ai festeggiamenti per i 90 anni di Marco Felluga, il patriarca dell'enologia del Friuli Venezia Giulia, che qua vicino a me e già commenta, come sentite. Per questo siamo sul Coglio Goriziano, nella tenuta di Russiz Superiore, dove dal 1200, perché è lunghissima la sua storia, si sono susseguite nobili famiglie con i loro nobili stemmi e i loro nobili vini, fino a quando Marco Felluga e ora suo figlio Roberto, produttori di vino alla quinta generazione, sono diventati neoproprietari della tenuta. Ben arrivato Sindaco Sergon. Buongiorno, grazie. Allora Sindaco, che effetto fa prima di tutto essere il primo cittadino di un paese che tra le sue varie eccellenze sicuramente spicca per produzione, coltura e cultura del vino? Innanzitutto è con molto piacere che porto il saluto e devo dire con un pizzico di orgoglio, perché insomma essere il primo cittadino di una comunità così piccola, siamo un paesino di 1700 abitanti nel cuore del Coglio Goriziano, però abbiamo la fortuna di avere appunto sul nostro territorio delle eccellenze come qui oggi dove ci troviamo, Russiz Superiore, e con dei personaggi che hanno dato veramente il segno della storia della viticoltura come il signor Marco qui oggi. Senta, dunque lei è insignito della cittadinanza onoraria Marco Felluga pochi giorni fa. Sì, è stata così una cosa che come Consiglio Comunale, come comunità di Capriva abbiamo voluto donare a Marco. Il signor Marco ha avuto riconoscimenti da tutto il mondo, in tutto il mondo per chiaramente la produzione dei vini con Russiz Superiore, con l'azienda Marco Felluga. Questo è un riconoscimento quasi di affetto, io ho voluto definirlo, di affetto perché Marco in questi 50 anni di Russiz Superiore ha portato con sé molte famiglie di Capriva e quindi molte famiglie di Capriva hanno vissuto, hanno lavorato, hanno sudato, hanno festeggiato e hanno accompagnato questi 50 anni di questa storia, di questa azienda. Ed è questo quello che ho sentito da molti caprivesi, il fatto del riconoscimento verso una persona che è stata veramente una persona che gli ha segnato la propria vita delle proprie famiglie, e quindi un riconoscimento, come dicevo, di affetto e di riconoscimento allo stesso tempo. Certo, io tornando a Capriva vorrei ricordare che tra le varie eccellenze c'è sicuramente anche il paesaggio, perché anche da quel punto di vista siete piccolini ma fortunati. Sì, perché basta girarci su questo terrazzo qui a Russiz Superiore e si vede, penso, il più bellissimo colpo d'occhio verso il Coglio Goriziano. Il paesaggio è qualcosa di importante e anche qui dobbiamo dare e riconoscere e ringraziare i viticoltori come Marco Felluga che lo hanno mantenuto intatto. Qui c'è stata la vite, il protagonista principale è l'uva e il vino, ma non è stato danneggiato il paesaggio, ed è per questo che proprio forse la vite l'ha proprio preservato in un certo senso. Assolutamente sì, ed è proprio per questo che appunto un paio d'anni fa, assieme ai colleghi sindaci degli altri comuni del Coglio, abbiamo intrapreso un percorso ambizioso ma molto importante, quello di riconoscimento a patrimonio mondiale dell'UNESCO proprio per il paesaggio vitivinicolo, e quindi noi crediamo di avere quelle caratteristiche di unicità che contraddistinguono i siti UNESCO
e quindi assieme al paesaggio riempire quella parte vuota del bicchiere, come dice sempre Marco, che è il territorio. Quindi oltre il vino, che ormai è di qualità eccellente, altissima, il davvero. territorio lo può completare veramente. Bene, mi sembra un ottimo connubio. Sindaco, progetti attuali? Questa è la domanda di prassi. Ogni sindaco che incontriamo per ogni Obiettivo Friuli reportage non può evadere questa domanda, ma penso che vi faccia anche piacere ricordare che cosa bolle di buono nelle vostre belle pentole. Assolutamente sì. Quello che soprattutto in questi ultimi anni io credo sia un concetto anche abbastanza di squadra, cioè io credo che le amministrazioni comunali, soprattutto nel caso di amministrazioni comunali piccole come la nostra, insomma, deve saper mettersi in rete per poter raggiungere obiettivi importanti. Allora io dico che quelli della promozione di questo territorio, che è una nicchia di eccellenza dell'intero Friuli Venezia Giulia, splendida regione, ma quella del Coglio può essere una nicchia importante e arrivata in tutti gli angoli del mondo grazie ai produttori di vino, grazie alle aziende come quella di Marco Felluga, Russitz Superiore, deve riuscire a farsi conoscere, deve riuscire a trasmettere quello che è il valore aggiunto di questo prodotto vino, che è il territorio, la nostra storia. E qui se pensiamo solo agli ultimi 100 anni mi viene la pelle d'oca, perché siamo stati colpiti in maniera indelebile dalla prima guerra mondiale, anche la seconda guerra mondiale ha lasciato i segni, ma qui questo territorio veramente ha un qualcosa che può essere raccontato ai turisti, quindi la promozione del territorio attraverso appunto il protagonista che è il vino. Quindi sicuramente la priorità è quella di farci conoscere, la seconda priorità è quella sicuramente di mantenere appunto il paesaggio e le infrastrutture quasi a misura d'uomo, io dico. Queste sono comunità piccoline, certo, ma a misura d'uomo. Sì. È vincente. La qualità di vita, no? Anche ecco, attraverso queste piccole cose credo che possano raggiungere i livelli che ci meritiamo e che vogliamo appunto offrire a chi viene anche a stare e a vivere qui da noi. Ecco, la vicina Cormons comunque vanta ancora qualche sfumatura e non vuole dimenticare una parte della sua storia che è impregnata di Austria e Ungheria. Anche Capriva conserva nella memoria? Anche Capriva, anche il sindaco no? di Capriva, perché il mio quattrisnonno era il podestà austriaco di Capriva, quindi sì, ecco, a livello vedi? personale non posso, no, a parte gli scherzi, manteniamo soprattutto io credo anche quell'educazione civica e quell'educazione nel mantenere anche appunto far parte delle istituzioni e mantenere questo territorio. Quindi chiaramente è stata una parte importante di questa terra essere parte dell'impero asburgico. Oggi siamo assolutamente Stato italiano, però credo che sia il connubio di queste culture, senza mai dimenticare anche insomma la parte slovena. Qui a pochissimi chilometri c'è il Brda, un altro territorio splendido. Credo che potrebbe essere veramente un esperimento europeo questo da lo stavo portare per qua. dire io, assolutamente sì, è un piccolo paese, ma un paese importantissimo anche dal punto di vista turistico, soprattutto per quanto riguarda il turismo lento, oggi che va alla grande naturalmente, perché ha dei principi ottimi, oltre che sani, ma soprattutto principi culturali di buon livello, insomma il turismo slow. Il turismo slow è assolutamente una delle cose principali che noi dobbiamo metterci ben chiaro in mente di portare e di sviluppare. Il prossimo anno ci sarà l'anno nazionale per il turismo lento e quindi credo che proprio ho già iniziato a parlarne con le aziende importanti qui del territorio, perché dobbiamo far conoscere questo piccolo pezzo di Friuli Venezia Giulia ed Europa, soprattutto in chiave turismo lento, slow. Benissimo, grazie Sindaco. Allora se vuole aggiungere ancora qualcosa, se vuole parlare direttamente ai suoi cittadini attraverso la nostra rete, il vostro servizio pubblico, lei lo può fare. Beh, insomma, io ai cittadini di Capriva credo che, visto il posto in cui ci troviamo, visto il motivo, i festeggiamenti di Marco Felluga per il 90° anno di compleanno e per i 50 anni di Russitz Superiore, credo che ci voglia consapevolezza che tutti assieme, ognuno nel suo piccolo, possano far parte di quello che abbiamo parlato fino adesso. E credo che Capriva sia una comunità molto educata, molto ricca di valori, e credo che lo sta già facendo e penso che lo farà ancora meglio in futuro. Grazie Sindaco, complimenti e buon cammino.
C'è molta strada da fare, ma insomma con tutte le prospettive che avete penso che sarà un bellissimo percorso. Grazie, un brano musicale e poi torniamo per i festeggiamenti. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe. So I won't let you close enough to hug me. No, I won't ask you to just desert me. I can't give you all you think you gave me. It's time to say goodbye to turning tables, to turning tables. Under haunted skies I see you. Ooh, where love is lost, your ghost is found. I braved 100 storms to leave you. As hard as you try, no, I will never be knocked down. I can't keep up with your turning tables under your. Allora, obiettivo Friuli a Capriva del Friuli, al Rustiz Superiore, Marco Felluga, felici 90 anni. Complimenti. Grazie. Un giovanotto con qualche decennio, ma decisamente li porta benissimo. Si vede che un buon clima prima di tutto, un buon bicchiere di vino, poi, Ecco, senza esagerare, anzi vogliamo da lei il consiglio che il vino bere va poco, apprezzato, ma bere bene. che questo è fondamentale, poco e bene. Insomma, la sua è stata una bella avventura, devo dire, no? Ma io direi di sì, incominciata tanti anni fa. Come ho già detto, mi è volato, ecco. È volato tutto, via il volato tempo. via. E Mi soprattutto sono guarda- innamorato di questo lavoro, anzi lo cercavo proprio. Come ho già detto, il lunedì non vedevo l'ora che venisse per tornare in cantina. Ma davvero? Sì, sì, Ah, questo sì, è straordinario. Mi piaceva tanto. Mi piaceva davvero molto. Mi piaceva tanto. Figlio d'arte però lei. E dico che non ho lavorato, mi sono anche divertito proprio nel lavoro. E questo è importante. Questo- Senta, ma dicevo appunto che lei è figlio d'arte ma anche nipote d'arte, no? Nel senso che lei non ha iniziato questa attività ma l'ha ereditata da suo padre prima di tutto. No, da no, suo- l'ho ereditata da mio bisnonno. Addirittura appunto, quindi da mio parte da bisnonno. lontano. Sai, noi siamo istriani di origine. Sì, infatti. È finita la Grande Guerra, mio nonno che commerciava in vini, portava vini a Trieste, ha incominciato a portarli a Grado. E di lì siamo nel 1938, Sì. siamo arrivati a Gradisca. Eravamo già nel Coglio. Certo. Finita la guerra eravamo già qui, persa l'isola, persa l'Istria, perso tutto. Abbiamo sviluppato il lavoro qui, ecco. Però arrivando a lei ha avuto delle grandi intuizioni, no? Per quanto riguarda la produzione del vino bianco che caratterizza oggi il Coglio in tutto il mondo. C'era la volontà di far del bene, di fare qualità, ecco, subito, perché dopo ho cominciato, il mercato stava un po' meglio come soldi e richiedeva qualità, richiedeva non un bianco e un rosso così com'era, ma veramente dei vini specifici, varietà autoctone e anche internazionali.
Beh, diciamo che lei è stato da un certo punto di vista anche illuminato, perché non tutti i produttori di vino hanno scelto una strada etica, insomma, no? In certi anni, soprattutto negli anni 60-70, forse qualche produzione è stata anche così considerata pessima, nel senso che il vino era spesso contaminato, perché forse qualche produttore ha scelto così di diventare magari ricco passando per vie molto facili. Certamente questo non è mai accaduto in questo territorio, e tantomeno alla Felluga, che insomma è un marchio straordinariamente importante a livello mondiale, possiamo dirlo tranquillamente. No, abbiamo capito che veramente per poter lavorare bisognava fare qualità, e per fare qualità, le spiegherà l'agronomo dopo, bisogna avere una viticoltura particolare, ecco. Siamo passati noi dai 2800 viti per ettaro ai 3000 per avere qualità, siamo passati a 7000, anche vigne di 8000 ceppi per ettaro, ecco. Certo. Per cercare la qualità. Complimenti, ma penso che ormai li arrivino davvero da tutto il mondo. Grazie. Perché sono altro che meritati. Io vorrei anche ricordare che è uscito un libro che è scritto da Walter Filipputti con le immagini di Tiziano Scaffai, ed è anche uscito un vino per festeggiare i 90 anni suoi, signor Marco. 90 anni che li ha compiuti oltretutto il 28 ottobre, ricordiamo anche la data, no? Sì. E questo vino lo dobbiamo a suo figlio, comunque poi ce lo racconterà Roberto. Questo sì, vino che celebra i suoi stupendi 90 anni. Mi ha fatto un regalo grande, ecco, con l'etichetta, la cassetta, tutto a ricordare questi 90 anni del papà, ecco. Ecco, in tutti questi anni, gli aspetti, come posso dire, sempre legati naturalmente alla sua vita come vitivinicolo, gli aspetti più eclatanti, quali sono stati? Che cosa le è piaciuto di più? Lei ha detto: questa passione per me è stata grandissima, volevo che arrivasse subito il lunedì per tornare nelle mie cantine, ma l'aspetto che più di ogni altro così l'ha un po' coccolata, qual è? Faccio una premessa. Sì. Il mondo nostro è un mondo particolare. Si può discutere una giornata intera su un vino, non ci si stanca mai, ecco. Le dico che i vini che noi produciamo ci danno la possibilità di parlare, di riassaggiare, di riprovare ancora, perché per me il vino, non sei mai arrivato col vino, il vino è un progetto. Bellissimo. E allora c'è una ricerca continua, ogni anno ci sono delle novità e devi saperle superare, devi sapere il perché di queste novità e trovare delle soluzioni, ecco. E ci vuole anche molta intuizione, quindi. Sì, ma poi è tutta l'esperienza, sa? Certo, l'esperienza che si fa negli anni e tutto, con l'appoggio anche della ricerca, che è importante anche quella, molto importante, e poi l'esperienza ti porta dove vuoi tu veramente arrivare, ecco. Certo. Che cosa nella sua attività non avrebbe mai voluto fare, che poi non ha fatto, che però magari qualche tentazione c'è stata? Le chiedo questo perché i suoi consigli sono fondamentali. Insomma, quindi... io mi ritengo fortunato perché sono nato in un ambiente del vino. Da bambino giocavo tra le botti della cantina e sono figlio d'arte da generazioni. Le dico che per me è stato una cosa piacevole, sì. Senza pesi, senza stanchezza, anzi ho voluto proprio, non so come dirle, ma cercare una sintesi del mio lavoro, sempre cercando la qualità, ecco, quella era la base del mio discorso. Discorso assolutamente vincente, indubbio questo, considerando che il territorio, anche il clima di questo territorio sono particolarmente favorevoli, no? Per una coltivazione, soprattutto riguardo i bianchi. Sappiamo che a 15 chilometri abbiamo il mare
in linea d'aria lì e abbiamo le colline che bloccano il grande freddo, c'è l'escursione termica in vendemmia buona che ti mantiene i profumi, ti mantiene gli aromi, in una zona benedetta per produrre vini infatti buoni, poi ecco. di conseguenza i vini sono veramente Sì. straordinari e conosciuti nel mondo. Però non solo di bianco le sue aziende. Ecco, questa è una domanda si tratta. perché noi del Collio parliamo solo di bianco. Certo. Poi alcuni anni fa, parecchi, non so, 20-30 anni fa, ci siamo accorti che rifacendo la viticoltura e portandola a quei ceppi che li dicevo prima per ettaro, potevamo ottenere anche dei vini rossi molto importanti. Molto importanti vuol dire... Molto importanti vuol dire vini di una certa qualità, adatti all'invecchiamento, vini veramente che, guardi che con il nostro disciplinare devi fare 1 anno e mezzo i vini rossi in botte, in legno, e 1 anno e mezzo di invecchiamento oppure di affinamento, diciamo, l'invecchiamento non va tanto. Di affinamento 1 anno e mezzo in bottiglia, pensi 3 anni prima di venderli. E abbiamo avuto dei risultati molto molto buoni, molto soddisfazione, anche di vini rossi. Non portiamo avanti l'immagine di vini rossi, perché vogliamo essere conosciuti come una zona di vini bianchi. particolare, di vini bianchi. Certo, possiamo ricordare però il nome di qualche eccellenza legata al vino bianco ai nostri ascoltatori? Ce li dica lei, che lei è l'esperto assoluto, diciamo, quindi. Beh, io direi che sono tutti buoni, no? Io ho una certa passione, l'avevo prima col friulano, col Tokai, adesso ho una certa passione per il Pinot Bianco, Per il le Pinot dico Bianco. francamente. Mi piacerebbe che questo vino Pinot Bianco avesse più mercato, ecco, perché lei sa che si trova un muro davanti del Pinot Grigio. Mhm. E allora fa un poco di più fatica, ecco, entrare nel mercato. Ma il Pinot Bianco io lo prediligo oggi, ecco, perché ho visto che viene veramente un'eccellenza fuori nel nostro Collio. Ah, perfetto. E il Sauvignon? Anche Anche? un vino aromatico, bene. Che piace molto alle donne. È più capriccioso, sa? Ah sì, Perché ecco perché piace di più alle donne. è più capriccioso. Mentre col Pinot Bianco non ne sbagli mai. Invece il Sauvignon alle volte sbagli in è una estroso, nata. diciamo, il Sauvignon. Eh. Ecco. Bene, io la ringrazio moltissimo. Ci ritroviamo prima della fine del programma, Sì. perché adesso la lascio riposare un momento, perché le ho fatto davvero molte domande. Noi ascoltiamo un brano musicale e poi sentiremo suo figlio Roberto, Va bene. che continua la dinastia. Passo allora. Sì, grazie, grazie. Grazie a lei. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you got worries, all the noise and the hurry seems to hurt, I know. Just listen to the music
Obiettivo Friuli a Russiz Superiore. Roberto Felluga, ben arrivato intanto ai nostri microfoni. Dove ci troviamo esattamente per questo programma dedicato al signor Marco e ai suoi 90 anni? In azienda, siamo in una stanza bellissima, c'è un bellissimo fogolar che vorrei che i nostri ascoltatori potessero vedere, ma è la vostra abitazione? Buongiorno a tutti, sì, qui ci troviamo nel cuore del Coglio, a Russiz Superiore, è l'abitazione. Ma questa bellissima casa. È la nostra casa. Sì, Veramente casa, complimenti. sì. Grazie. È una casa datata, tenuta benissimo, tra l'altro nel rispetto assoluto dell'architettura vigente, ma credo che abbia qualche anno. Sì, ha un po' di storia. Su un portale c'è un'ultima ristrutturazione, risale al 1823. Però si va indietro di circa 700 anni, poi è stato questo posto distrutto, ricostruito diverse volte. Durante la Grande Guerra è stata una casaforte, c'è stato anche il re Vittorio Emanuele per 2 giorni e poi arriviamo ai giorni nostri. Quindi è ricca di storia, insomma. È ricca di storia, noi siamo arrivati qui, mio padre appunto i 50 anni sono stati festeggiati adesso, appunto nel 1967 mio padre decise di acquistare questa realtà che aveva 68 ettari e l'ha portata poi nel tempo veramente con grande caparbietà e grande bravura a oltre 100 ettari. Oltre 100 ettari, ma coltivati a vigna sono quanti? A vigna sono 50, poi c'è una parte di seminativo e una parte di bosco. Il Coglio, che ha circa 1500 ettari di vigneto, ha una superficie totale di 7.000 ettari e c'è un grande equilibrio fra vigneti, boschi, prati, quindi insomma c'è un ecosistema che funziona. Certo, perché bisogna mantenere davvero l'ecosistema per ottenere risultati così elevati come avete raggiunto voi. Prima abbiamo detto che avremmo parlato di questo vino in omaggio al patriarca, al signor Marco, si chiama 50-90? Sì. Penso che abbiamo capito il perché dei numeri, ma ce li rispieghi lei, Roberto? È un'etichetta e quindi è un'anteprima. 50 sono i 50 anni appunto della nostra storia qui a Russiz Superiore, 90 l'età festeggiata da mio padre, ed è un'anteprima di quello che sarà la DOCG Gran Selezione, il vino che entrerà a far parte della nuova DOCG che dovrebbe, secondo l'iter e secondo, speriamo, una burocrazia, portarci con la vendemmia 2018 ad essere effettiva. Quindi prima di poterlo bere dobbiamo aspettare un po'. Dobbiamo aspettare un po'. Allora, bisogna ricordare che il signor Marco davvero ha compreso come pochi ciò che andava fatto, no? Affinché queste colline oceaniche del nord-est, straordinariamente vocate alla viticoltura, diventassero il coglio che è oggi, insomma. Quindi è stato uno dei precursori davvero, se non il sì, è stato uno dei precursori. Devo dire che c'è una figura che non possiamo non considerare, che è il conte Attems, che è stato il primo presidente del Consorzio Coglio, quello che veramente ha messo l'anima e ha speso proprio una vita per valorizzare questo territorio, questa denominazione, e ha avuto al fianco diversi produttori, ma uno in particolare, mio padre, che poi fra l'altro ha preso il testimone dal conte Attens, e mio padre è stato presidente per 6 anni, adesso attualmente presidente onorario appunto della denominazione. Sì, perché bisogna ricordare, no, che a partire dal 1970, con l'affermarsi di una nuova imprenditoria vinicola di gran successo, che poi è un po' il rinascimento del vino italiano, insomma il Coglio ha avuto una parte fondamentale. Io ribadisco questa notizia, questo, che poi è anche più un concetto che notizia, perché non lo dobbiamo dimenticare, c'è una grande storia, no, che è tutta dovuta al Coglio per quanto riguarda il vino italiano. Sì, e devo sottolineare anche con un certo vanto che il Coglio è stata il terzo consorzio ad essersi creato, essersi formato in Italia, dopo Chianti e Barolo, nel 1964, ed uno dei primi anche ad ottenere poi il decreto ministeriale appunto di denominazione di origine controllata nel 1968. Abbiamo detto che il signor Marco è stato presidente del Consorzio del Coglio, sì. Non l'abbiamo ancora detto, questo va ricordato. L'ho detto ecco, prima mi io, scusi. sì.
Sento poco perché abbiamo una Sì, bella sì. vivacità qui intorno, una stanza grande, questa da dove vi stiamo parlando, ma io vorrei ricordare anche alcune parole di Walter Filipputti, Sì. che poi sono poche righe, ma riguardano la prefazione del volume che appunto ho scritto su Marco Felluga. E recitano queste parole: questo percorso della Marco Felluga Russis Superiore si è nutrito dell'arte e dello stile italiano, che non è solo moda e design, ma una maniera di vivere dove entrano in gioco componenti come il concetto di bellezza, il cibo e la cucina. Assieme rappresentano ed esaltano una ricchezza reale, concreta, che il mondo ci invidia. Direi che proprio descrive con poche parole quello che è esattamente. Lei è d'accordo? Ma sì, sono d'accordo. Perché lei ha un'eredità da portare avanti non indifferente. Devo insomma. dire che Walter Filipputti ha colto l'essenza un po' di quello che direi il Made in Italy, di quelle che insomma sono le eccellenze in diversi campi e di questi valori che abbiamo cercato di fare nostri. E devo dire valori che mio padre mi ha trasmesso, direi che la grande eredità che oltre alle aziende Marco Felluga Russis Superiore, proprio valori che io cerco di portare avanti e anche di trasmettere poi alla generazione che sta venendo avanti, che è mia figlia, che sta certo. facendo l'università, mia figlia Ilaria, e che sarà appunto la sesta generazione. Sì. E quindi lei è d'accordo? Ilaria proprio sente anche lei questa grande passione? Immagino di sì, perché altrimenti... Questa è un'eredità, come dicevo prima, straordinaria ma anche impegnativa da portare avanti. Sì, però impegnativa, però come ha detto anche mio padre c'è la passione che ha sempre contraddistinto insomma, il nostro operato e questo sentimento l'ha trasmesso anche a me, mio padre. E si vede? E di conseguenza anche mia figlia, non l'ho assolutamente costretta a seguire, ma ha deciso lei di iscriversi all'Università Udine di enologia e quindi insomma mi auguro benissimo che così, la sesta assolutamente. generazione così sia assicurata nella conduzione della famiglia Certo. come continuità. C'è il signor Marco che chiede il microfono, mi fa piacere. Prego, sì, Perché prima, quando abbiamo parlato del territorio, sì. abbiamo detto sì che il territorio è adatto, Il il clima terreno, tutto quello che vuole, ma sono stati bravi i viticoltori del Coglio. E questi non volevo dimenticarmi di parlare della serietà, della moralità, dell'umiltà che hanno avuto e che hanno tuttora i produttori del Coglio. Fa molto bene a ricordarlo. Ecco, questo è molto molto importante in questo. Assolutamente. Hanno cercato di fare solo qualità, ecco. E altrimenti non saremo a questo livello. Non l'ho detto prima, mi sono ricordato di quello che diceva il sindaco di Capriva, le più belle aziende del Coglio sono Capriva. Sì, infatti dico, è le un più piccolo grandi, le paese, più ma belle. è Ecco. un universo. Grazie. Beh, è il suo compleanno, noi siamo qui veramente per fare una doverosa festa di compleanno a un personaggio così straordinario quale è appunto Marco Felluga, tornando a Roberto, figlio. Roberto, prego. Sì, no, per dire, tra le più belle, insomma, ce ne sono e fortunatamente tutto il Coglio, no, da San Floriano, da Gorizia fino ad Olegna, ha delle eccellenze. Ecco, una cosa anche vorrei sottolineare, che tutto questo, quello che stiamo facendo, quello che abbiamo fatto, non sarebbe stato possibile se non ci fossero stati dei collaboratori, come anche ci sono oggi, che entrassero e che sono entrati nella filosofia dell'azienda che avessero portato, no, con passione, come la stanno portando avanti adesso, insomma tutte le iniziative che l'azienda e tutte le sfide che l'azienda vuole portare avanti. Perché... E nel discorso che faceva prima mio padre,
delle diversità delle vendemmie, pensiamo solamente all'andamento climatico. Questa è una delle grandi sfide, come la questione ambientale, poi insomma ce ne sono diverse. Quindi Poi ogni il clima giorno sta anche cambiando, insomma, siamo un po' anche straniti, no, da questo fatto. Il clima non è più ultimamente quello di una volta. Vabbè che si dice sempre così, ci sono corsi e ricorsi per quanto riguarda il clima, ma qualcosa sta cambiando. Questo può spaventarvi un po'? Oppure no? Come ha detto prima mio padre, direi che la bravura di un vignaiolo deve essere quella di saper interpretare al meglio la natura. È una sfida, ogni anno si rinnova, non c'è niente così di assoluto, però fortunatamente l'esperienza ti porta poi a fare dei passi nella direzione giusta. E la questione del clima direi che in questo momento è centrale. Però insomma non ha creato dei problemi fino adesso, no, assolutamente. Beh, meno male. Comunque, allora ricordiamoci i consigli di Marco Felluga: passione, esperienza e lungimiranza. Dobbiamo ricordare bene queste tre parole. Roberto, quanto è importante la ricerca per essere sempre, diciamo, in linea coi tempi, con le necessità produttive, considerando sempre l'alta qualità del vostro prodotto? La ricerca è importante, però io la vedo così come un'interfaccia su quello che facciamo, perché insomma la nostra tradizione non la dobbiamo abbandonare, abbiamo un percorso, abbiamo un modello che negli anni ci ha dato soddisfazione, però io vedo che la ricerca può essere messa in campo sulla questione ambientale, no? Perché anche per quanto riguarda il biologico noi lo stiamo portando avanti, però si può migliorare, e adesso forse con pratiche meno invasive del biologico forse possiamo dare delle risposte alla natura migliori. Però direi che in linea generale, se pensiamo a 40 anni fa non avevamo le temperature e il controllo delle temperature in vinificazione, in fase di stoccaggio, quello sono stato veramente un grande passo epocale che ci ha permesso di mantenere, di preservare un corredo aromatico che altrimenti durante l'estate con l'innalzamento delle temperature andava perso. Quindi questo è uno degli aspetti, ma ce ne sono altri. Per esempio la maggiore anche conoscenza ci permette di intervenire, di essere meno invasivi sulle filtrazioni, e qui potrei dire tantissime cose. Quindi insomma l'interfaccia della ricerca. Certo, dobbiamo stare attenti perché la ricerca magari può anche significare multinazionali, quindi non farsi strumentalizzare, ma uno strumento di verifica, quello sì, insomma, ecco, ci sono molti percorsi indipendenti e so che qui nel nostro contesto c'è anche un professore, Giovanni Bigot. E infatti poi ascolteremo anche la sua testimonianza. Sì. Devo dire che non so, la ricerca ci ha portato per esempio all'utilizzo di microrganismi, di alghe, di tante cose, quindi di non prodotti chimici ma di prodotti naturali che altrimenti non si sarebbero scoperti. Questo è importante. Non posso fare meno di chiederle questo. Sappiamo che un buon vino non può costare poco, però in commercio ci sono vini che costano addirittura meno di €1, ecco, sì. Diciamo così. Sì. Lei che cosa ci può dire? Qual è il suo consiglio? Ma guardi, ha toccato un tasto veramente importante, perché io sono anche rappresentante regionale di vignaioli di Confagricoltura e ci troviamo indubbiamente le due anime, non all'interno di Confagricoltura, ma direi nel mondo vitivinicolo, e c'è veramente una grande distinzione fra quello che è l'artigianato, tra virgolette, e l'industria. E dobbiamo capire, ecco, per esempio parlando della nostra regione, Friuli Venezia Giulia, dove vogliamo andare. Ci può essere un vino quotidiano, dignitoso, non ai prezzi che ha descritto lei. Quindi su questo secondo me c'è da fare un salto culturale, perché c'è stato l'avvento anche di situazioni nuove, parliamo di Prosecco, di GT che sono cambiate, c'è una DOC del Pinot Grigio del Triveneto, ecco, quindi cose che vanno verso la quantità. Ecco, dobbiamo creare anche valore aggiunto, perché insomma siamo l'Italia, abbiamo storia, abbiamo valore, abbiamo tante cose da comunicare e su quello secondo me dobbiamo fondare il nostro, non solamente il presente, ma il nostro futuro in un mondo sempre più globale. Certo, per dare un consiglio più diretto ai nostri ascoltatori possiamo dire che insomma non dobbiamo fidarci troppo di vini che costano troppo poco, insomma, cerchiamo di evitare, magari beviamo meno, che ci fa anche meglio, fa meglio la salute, intendo dire, ma cerchiamo di bere
un buon vino di qualità, insomma, no? Sono Magari d'accordo. di largo consumo, ma che sia Sì. di qualità, perché anche se di largo consumo la qualità si può trovare. Assolutamente sì. Ma come facciamo a distinguere, per esempio? Un consiglio così immediato, pratico, Ma, per esempio il tappo Corona nel vino. Ma no, guardi, allora la questione dei tappi non è Una prerogativa. una prerogativa, no, di qualità, anche perché oggi poi di tappi alternativi ce ne sono e poi pensiamo, molti si stanno orientando sul tappo a vite che dà maggiori garanzie da un lato sotto l'aspetto organolettico, toglie la poesia, perché secondo me il vino è un'emozione, perché siamo passati da bene di prima necessità, quasi, no, come quasi alimento negli anni 50-60, adesso un bene voluttuario e quindi deve dare delle sensazioni particolari. Aprire una bottiglia con Ci un deve tappo essere a anche un vite, po' di rito, ci insomma. deve essere un po' di rito, però sì, c'è una soglia, diciamo, di costo, tra virgolette, industriale che non può andare sotto i 3-4 euro. Ecco, se ci sono questi prezzi sul mercato, io dico al consumatore di diffidare un po' da certi acquisti. Sì, è importante che un consiglio che ci arrivi da lei, che ha una grandissima esperienza, ma anche un'attenzione etica, che questo è anche importante. Bene, concludendo, ci dia ancora dei consigli se è possibile, o se vuole ricordare qualche evento che riguarda il vostro mondo, il vostro universo che è straordinario, quello del vino. Ecco, per esempio, quanto importanti sono le cantine per l'invecchiamento? Cioè, non si può invecchiare un vino se non c'è una cantina di un certo tipo. No, assolutamente. E poi ecco, uno dei valori che vorrei trasmettere da questo territorio, prima ha parlato anche il nostro sindaco, che ringrazio proprio per la sensibilità che ha per il nostro mondo, ma così come lui anche tutte le amministrazioni dei comuni del Coglio, attuali ma anche quelle passate, perché hanno preservato un territorio e quindi quando uno entra nel Coglio trova appunto l'agricoltura, trova aziende agricole, non trova insediamenti industriali, quindi c'è stata veramente una lungimiranza e dicevo, è uno dei valori da trasmettere collegato alle cantine di affinamento, è proprio quella di incominciare sempre più a considerare il vino bianco del Coglio come il vino rosso, quindi un vino che si può bere dopo pochi mesi dalla vendemmia, ma che può anche invecchiare, maturare ed avere sempre maggiore complessità nel tempo come un grande vino rosso. Quindi le nostre cantine ci servono appunto per affinare e ad avere sempre dei vini non solamente d'annata, che possono veramente trovare un bel ruolo sul mercato e un giusto posizionamento, ma paragonando anche i nostri grandi bianchi e i grandi rossi che si trovano nel mondo. Ecco, e concludendo, un progetto immediato per il futuro Ma della Felluga? un progetto, ma di progetti ne abbiamo tanti, Tantissimi. ne abbiamo tanti. Ma il più vicino, diciamo, alla realizzazione? Il più vicino alla realizzazione è un sistema che ci ha permesso quest'anno, dove di solito facciamo 12 trattamenti anche sui vigneti biologici o come chiamiamo lotta integrata, dove cerchiamo di prendere il meglio un po' dai diversi percorsi. Abbiamo avuto un vigneto con un nuovo processo che ci ha permesso di fare solamente 2 trattamenti rispetto ai 12 in un anno, quindi è una fase sperimentale, ma direi che questo è un percorso che se dovesse essere confermato quest'anno sarà veramente una grande rivoluzione nella viticoltura, non solamente del Coglio, della regione, ma direi nel mondo. Ma perché una rivoluzione così grande in termini semplici? Allora, guardi, la rivoluzione perché erano anni che stavamo cercando un processo che ci portasse ad avere l'acqua ionizzata, quindi dell'acqua da utilizzare contro i parassiti della vite, rispetto invece ai prodotti chimici o al rame, che è comunque un metallo pesante che viene utilizzato nel biologico o magari altri in biodinamica. Quindi insomma era un percorso che stavamo ricercando sia qui in Italia, negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda, l'abbiamo trovato dopo lunghe ricerche, abbiamo trovato un partner con cui portare avanti questo progetto e si sta realizzando in questa campagna, davvero, quindi veramente certo. straordinario. Sì. Bene, abbiamo concluso l'intervista davvero con quasi uno scoop, insomma, non lo sapevamo, almeno, credo. Sì, è una novità. È una novità. È una novità, una Bene, grande allora novità.
Grazie Roberto Felluga, non vuole aggiungere null'altro? No, Visto io, che abbiamo ecco, un microfono, usiamolo. Ringrazio di questa visita e posso solamente invitare gli ascoltatori a visitare Russi Superiore Marco Felluga, ma direi il Coglio in genere, perché insomma è un ambiente che ha un equilibrio dove si possono veramente trovare i diversi sapori della natura. Sì, sembra davvero un universo a sé stante, come si arriva si ha tutta un'altra percezione del paesaggio. È vero, questo si avverte, si sente. È come se il tempo un po' anche si fermasse, voglio dire. C'è qualcosa di davvero particolare, ti obbliga anche alla contemplazione, anche se non vuoi. Come si arriva al Coglio, si ama stare anche un po' in silenzio, no? Il paesaggio è straordinario, le colline sono bellissime e sono davvero mantenute in modo, come potremmo definirlo, ecologico. Direi di sì, in equilibrio con la natura, e poi visto che siamo ormai in un mondo sempre più frenetico che corre sempre qui non è così, ad altissima infatti. velocità, direi che può essere Il un tempo si rifugio ferma per un po'. ritornare a dei ritmi, no, più consoni, no, a tutti noi. Bene, grazie a Roberto Felluca. Grazie a lei. E un brano musicale, poi abbiamo l'ultima intervista, esattamente con un grande studioso anche riguardo la sua materia. È un agronomo, ce lo vuole presentare, sentiamo il brano, poi saremo da lui. Giovanni Bigot, il dottor Giovanni Bigot. Grazie. Obiettivo Friuli a Russis Superiore, Capriva del Friuli, per i 90 anni di Marco Felluga. E allora diamo un ben arrivato anche all'agronomo Giovanni Bigot. Grazie. Giovanni, insomma, Sì. dicevamo poc'anzi che questo universo Coglio, è davvero particolare per il clima e anche per il terreno e il territorio. Sì. Ma cos'ha di veramente particolare, se lo possiamo descrivere in termini semplici per capire? Perché questo programma è rivolto a tutti, quindi meno specialisti siamo e più contenti siamo, nel senso che riusciamo a capire di più. Sì, ti ringrazio della domanda, è una domanda che mi pesca nel mio ambito di lavoro, quindi io sono un agronomo viticolo, mi occupo di vigneto da 20 anni e occupandomi di vigneto proprio dalla parte di stare nel vigneto, quindi vivere le stagioni, quindi per me le stagioni esistono benissimo e anzi mi piace molto misurare i cambiamenti che ci sono tra le stagioni, quindi... Senti, ma il cambiamento di clima che è in atto, Sì, un po' sì, spaventa? sì. Oppure Allora, no? appunto, il cambiamento di clima lo si vede stando nel vigneto e ogni anno se uno va dal 1° di aprile, mentre 20 anni fa trovava le viti ancora assolutamente marroni, cioè senza niente di verde, adesso ai 1 di aprile ci sono già 3-4 foglie. Per dire Ecco, come è quindi in cambiato. 20 anni il cambiamento climatico ha portato un anticipo del risveglio della vite. Questo vuol dire anche che la vendemmia è anticipata? Sì, sì, vuol dire che la vendemmia è anticipata, tant'è che normalmente è sempre più frequente l'inizio della vendemmia entro la fine di agosto. Addirittura? Sì, le varietà più precoci iniziano e nei versanti più esposti. Noi qua siamo a Capriva del Friuli e ha la particolarità di essere una delle zone del Coglio con i versanti che mediamente sono esposti a sud, sud-est, sud-ovest, però mediamente guardano sud. Sono un po' l'avamposto del Coglio verso la pianura friulana, quindi risentono di un bel calore. È molto asciutto, è bello il clima perché è più asciutto
però è anche più caldo e quindi questo fa anticipare un po' la data di vendemmia, le uve maturano più velocemente e si inizia già entro la fine di agosto con le varietà tipo il Pinot Grigio o qualche Sauvignon Blanc. Sì. La vite è una pianta delicata oppure no? No, è una pianta di una resistenza. La vite in generale ha capacità di resistere a tantissimo, tant'è che la vite, non la vinifera europea coltivata, ma altre vitis, resistono a meno 30 gradi, alcune resistono pienamente nell'asciutto più totale e quindi hanno nel loro patrimonio genetico la capacità di sopravvivere a tantissimi tipi di ambienti. Infatti la troviamo la viticoltura in tutto il mondo. E la sfida attuale è quella di portarla sempre in posti nuovi per vedere che vino viene, questo è il bello, certo. è questo, no? Quindi possiamo dire che poco si ammala, però qualche malattia. Allora, qualche malattia c'è. C'è. Allora il Friuli ha questa particolarità che è un po' la sua parte positiva, ma dall'altra parte un po' lo mette alla dura prova ogni tanto i viticoltori, è quello della pioggia. Il Friuli è la regione più piovosa d'Italia. Con una Ma anche il Collio è molto piovoso? Il Collio è altrettanto molto piovoso, sì. Quindi? Sì. Qua abbiamo una media annuale che è diciamo il doppio del centro Italia. Qua, mediamente Però. in un anno cadono 1500 mm, in centro Italia 700. Quindi abbiamo il doppio delle piogge. Allora uno potrebbe pensare, ma allora non è una zona adatta, però abbiamo l'altra parte che è il suolo, e abbiamo un suolo che non trattiene l'acqua, perché il terreno del Collio, e anche qua specialmente anche la zona di Capriva, quindi questa parte del Collio, sono dei terreni fatti di strati di marne arenaria, che vuol dire argilla e sabbia praticamente, alternati, erano un fondale marino. 60 milioni di anni fa, 62 milioni di anni fa, fondale marino, poi è emerso, ma questi strati di sabbia e argilla sono ancora tuttora molto presenti ed evidenti, anzi si classificano, si datano, e nella sabbia scorre verso il basso l'acqua. Quindi c'è questa roccia madre abbastanza superficiale, il terreno coltivabile è superficiale, quindi le piante stanno in questa situazione di sto bene quando piove e quando non piove sto un po' meno bene, ma proprio questa alternanza qua praticamente continua durante tutto l'anno di buone condizioni e poi non ho proprio le condizioni ottimali che fa il grandissimo vino. Proprio il segreto è in questa semplice cosa. Infatti è davvero un grandissimo vino. Sì, ed è questo. Ed è una cosa inimitabile, cioè in poche altre parti del mondo c'è questa piovosità con questo tipo di suolo. Addirittura in poche altre parti del mondo. Sì, no, per certo, le conosco bene, ho Pensate visitato cos'è tanti. il Collio, ragazzi, è incredibile. Sì, è proprio una combinazione in cui i viticoltori non per niente hanno microcosmo iniziato. proprio. È un microcosmo, sì, è un microcosmo molto affascinante di colline, ognuna leggermente diversa, perché adesso per semplificare ho detto che tutte sono con questi strati, ma ci sono alcune che hanno strati più profondi, altre meno profondi, anche l'era geologica cambia leggermente. E qua tra l'altro a Capriva è bello perché una delle zone Russi superiore è nominata in tutti i testi di geologia. Tutti i testi di geologia nominano Russi superiore come una zona geologica dove di una ricchezza di fossili marini incredibile. Cioè uno va in un vigneto e muove, Scava un po' ma non e serve neanche trova. scavare, Neanche. basta che prenda un pezzo di roccia per terra e si dice ma questo è un fossile, sì è un fossile. E quindi, ed è qua, ed è proprio... Probabilmente era uno dei bordi di questo mare caldo 60 milioni di anni fa dove si sono accumulati i fossili e poi negli anni sono diventata roccia su cui adesso coltiviamo i vigneti, è proprio così. Ma soprattutto lavori in questa zona oppure il raggio del tuo lavoro si... Allora io sono originario amplifia? del paese vicino che è Cormons, Di abito Cormons. da 10 anni a Capriva, quindi sono anch'io di qua, la mia attività è molto concentrata nel Collio, nel vicini Colli Orientali, nell'Isonzo, cioè in questa zona del Friuli, parte orientale del Friuli, vicino alla Slovenia, proprio perché ho molte relazioni da molto tempo con i viticoltori, relazioni di lavoro con cui mi piace proprio mantenere, che non voglio perdere. Però poi il lavoro mi ha portato, perché mi interessava anche esplorare altre zone d'Italia, quindi centro Italia, in Umbria, in Sardegna, in Piemonte, in Puglia o all'estero, vado in Romania, in Russia, in California. però un gran bel giro. Sì. Ma la zona confinante slovena, Sì. confinante proprio qui attaccata, che si può definire anche un Collio sloveno. Sì. Ecco, i vini hanno un altro sapore però, è vero?
Allora, perché nella combinazione del risultato finale ci sono diversi elementi. 2 li abbiamo detti, il suolo e il clima, e il terzo è l'uomo, con la sua tradizione. Di fatto l'uomo porta con sé la tradizione di saper fare. Certo. Allora nel Collio italiano c'è una tradizione di lungo tempo nella vinificazione. Nel Collio sloveno c'è un stesso clima, stesso terreno, ma la esperienza di vinificazione è più recente, quindi ci sono dei bravissimi viticoltori che fanno degli ottimi vini, ma sono in numero minore, quindi è più difficile trovarli all'interno del territorio, ma cresceranno presto perché sono molto attenti, molto bravi e anche molto capaci di evolvere velocemente, tant'è che si notano. Io ho visto in questi anni proprio un bellissimo cambiamento di stile nel vino sloveno, e sarà bello andare anche oltre confine con i vicini di casa, no? Condividere certo. i vini e i sapori. Come abbiamo detto prima, siamo europei, Sì, questa è la cosa più sì, importante, no? È la nostra zona, sì. Mi dicono che abbiamo finito il tempo, ma No. saremo lieti di averti ospiti anche ai nostri studi per approfondire, perché è molto affascinante Ti ringrazio, vengo quanto volentieri. ci racconti. Quindi appena possibile saremo felici di averti nostro ospite anche in studio. Grazie. Bene, io ringrazio tutti, grazie per l'ospitalità e naturalmente ricordiamo i 90 anni di Marco Felluga che stiamo celebrando anche noi insieme a voi. Io passo la linea a Davide Zanirato per il dentro, cioè la notizia nella notizia attraverso la rubrica Zoom. Grazie Claudia, siamo pronti per partire con la nostra rubrica Zoom, sempre sul filo di Capriva del Friuli e dell'amore, della passione, della conoscenza del mondo del vino. Accanto a me c'è Michele Paiano, che è delegato dell'AIS, l'Associazione Italiana Sommelier per la provincia di Gorizia, ma anche sommelier di un'importante cantina del territorio. Ben trovato Michele. Grazie a voi. Partiamo dal tuo lavoro, dal tuo incarico. In che cosa consiste? Beh, il mio incarico è ufficialmente dare la possibilità al mio cliente di assaggiare un buon vino del territorio, ovviamente, quindi parliamo di Collio, siamo in questo grandissimo territorio vocato al vino bianco principalmente, o per quello siamo un po' più famosi e conosciuti. E quindi la mia missione, come io dico molto spesso, è quella di trovare un feeling con la persona che mi sta di fronte, alla quale devo dare la possibilità di fargli assaggiare il vino che probabilmente a lui più si addice, quindi non quello che io voglio bere, non quello che lui forse vorrebbe bere, ma un incontro delle parti per fargli capire anche meglio dove siamo, se poi lui magari non è del territorio. E in che cosa capisci quale potrebbe essere il vino per la persona che ti trovi di fronte? Beh, ormai sono 24 anni che faccio questo mestiere, sono sempre stato dalla parte della barricata di qua, quindi quello che dall'alto guarda la persona seduta e si diverte in un quattro chiacchiere di amicizia, perché per me il contatto è molto importante, quindi il fidelizzare la persona. Devi trovare una certa empatia. Esattamente, il fatto di qualche domanda magari anche shock, che potrebbe essere bianco-rosso per esempio, o vecchio o giovane, o profumato o più asciutto, e qua parliamo di base di discorso, cerchi subito di capire dove puoi spingerti, dove puoi arrivare o dove è il piacere personale e quindi indirizzarlo sul miglior prodotto che poi a lui si addice, magari arrivando addirittura a raccontarglielo affinché lui lo possa bere prima di averlo assaggiato, mentalmente parlando, quindi questa è una cosa che mi dà molta soddisfazione. E immaginiamo la tua professione, il tuo compito si è evoluto negli anni anche grazie a dei vini che riescono a trovare sempre di più una loro specificità. Certamente, perché la professionalità del mio mestiere, ma di chi comunque diciamo serve vino a tavola, tra virgolette, è quella poi di automigliorarsi, di autocercare cose nuove, cose diverse del territorio o meno, perché ovviamente, tra virgolette, ti stufi, arrivi a un certo livello, sei saturo, hai bisogno di crescere per poi far crescere chi ti sta di fronte, che vale per l'amico, per il cliente, il ristoratore, è indifferente, però questo sì, l'evoluzione è una cosa molto importante.
Tutta questa logica in questo mondo, i corsi che voi promuovete come AIS diventano sempre più ricercati, perché c'è tanta voglia, lo si percepisce Vero. tra il consumatore di capirne un po' di più, di capire che cosa si beve. Vero, vero, sono perfettamente d'accordo. Io sono in AIS ormai dal lontano 2001, da 4 anni ricopro la carica di delegato, come giustamente dicevi prima, nella provincia di Gorizia, e quindi sono un po' più all'interno. Sicuramente l'AIS vista 15 anni fa era un po' più forse modaiola, oggi invece è diventata una ricerca di chi realmente ha voglia di migliorare il proprio rapporto con la parola vino, parola molte volte difficile da raggiungere. Ecco perché i corsi, specialmente nelle ultime annate, hanno avuto un incremento molto alto. Devi pensare che noi ricopriamo tutta la regione con 4 delegazioni, Udine, Pordenone, Trieste, Gorizia, l'ultima è la mia da 4 anni. Abbiamo aumentato vertiginosamente i corsi e la qualità di questi corsi si è automaticamente innalzata, perché la richiesta dei partecipanti è sempre quella di sapere qualcosa in più, quindi c'è una curiosità innata in chi vuole fare il corso, quindi ci crede. Ecco perché beviamo meglio, come diceva Marco anche prima, poco ma meglio, e quindi berremo sempre meglio, speriamo non sempre meno, guai se no, però c'è questa voglia di imparare, di conoscere. E proprio per questo sono aumentati anche i livelli di specializzazione che voi offrite durante questi corsi? Sì, perché diciamo che per diventare sommelier ci sono 3 livelli da superare. Quindi, ecco, partiamo da qua. perfetto. Io mi presento, busso alla vostra porta, che cosa trovo, che cosa devo chiedere? Benvenuto intanto. Noi siamo un'associazione che promuove la parola vino, ma soprattutto la conoscenza di questo prodotto, dalla conoscenza partenza, come posso spiegarmi, a livello enologico, a livello cantina, conoscenza dei vari prodotti che si possono analizzare, dalla grappa alla birra, tutte queste cose, per concludere il primo passaggio. Quindi noi ti diamo un'infarinatura non base, perché i nostri relatori sono tutti professionisti abilitati a poter fare lezioni, degustatori ufficiali, quindi per poter fare poi la degustazione finale, imparare una terminologia che nel primo livello è fondamentale, perché dobbiamo parlare tutti la stessa lingua, altrimenti non ci capiamo, per poi affrontare in un secondo step, intendo secondo livello, l'enologia italiana per arrivare a quella europea, a quella mondiale, quindi una conoscenza allargata, degustando i vini degli altri territori, per raggiungere la missione del sommelier, che è l'accompagnamento, quindi il cibo vino. Nel terzo livello, che forse ovviamente detta di tutti è il più interessante, ad ogni lezione si tratta un argomento con un professore in materia. Per esempio, un accrescimento dei nostri corsi è stato fatto negli ultimi anni da professionisti del settore, quindi c'è il pasticcere, c'è il professore di formaggi, c'è quello che parla di salumi, che non è sempre solitamente un relatore, ma approfondimenti maggiorativi, quindi imparare l'abbinamento per finalmente passare l'esame e indossare, come dico io, la patacca da sommelier. Michele, passiamo anche a sfatare alcuni dei luoghi comuni. Vai. Molti li vediamo nelle osterie, in ristorante, girare questo calice, annusare, eccetera. Che cosa di tutto questo voi insegnate? Che cosa invece è un qualcosa che uno magari si improvvisa a fare? Diciamo che io faccio anche dei piccoli mini corsi dove si impara piano piano a capire come avvicinarsi al mondo del vino, e uso però magari delle terminologie meno radiofoniche, dove invito i ragazzi a non esagerare, per esempio, come dici tu, nella movimentazione di questo liquido, affinché sprigioni più possibili molecole olfattive, perché dopo un po' probabilmente qualcuno vi guarda e vi dice: ma insomma, stai esagerando, ma noi lo diciamo in italiano, ma potremmo usare terminologia un po' più dialettale, no? Quindi darsi sempre poche arie, farsi piuttosto non riconoscere che sei uno del settore, quindi l'umiltà.
L'umiltà è fondamentale, quindi evitare posizioni, posture, attenzioni, questo vino, questo naso sempre dentro il bicchiere, a cercare cosa poi dico io, no? Certo. Dopo un po' basta, il tuo naso si è assuefatto, fine, non discutere, no? Però oggi queste figure, devo dirti anche, ci sono un po' meno, perché come ti dicevo prima, il sommelier di 20 anni fa era un po' il voler essere qualcuno, oggi invece è la ricerca di un titolo professionale. Quindi non c'è più questa enfasi nell'esagerazione di gesti, assolutamente. Oppure sfatare il mito potrebbe essere basta bianco e pesce. Dove sta scritto? Da nessuna parte. Perché rosso e carne? Ormai l'enologia sta facendo di tutto e l'abbinamento si può, come si può dire, si può azzardare e quindi si può fare di tutto. Veniamo alla tua esperienza professionale e anche al livello del mondo vino del Friuli Venezia Giulia rispetto alle altre regioni d'Italia. Vanno sempre più in voga queste classifiche, ma realmente il nostro territorio dove si piazza? Il nostro territorio, se intendiamo Friuli Venezia Giulia, si piazza purtroppo ancora molto indietro, perché tu devi pensare che siamo appena, se non sbaglio, il 2% della produzione nazionale, quindi realmente non siamo nessuno. Ci vantiamo di avere i vini bianchi più importanti al mondo, ma magari manca poi la comunicazione nel portarli in giro per il mondo, perché sicuramente i nostri vini sono importanti, sono conosciuti e hanno delle peculiarità che probabilmente ancora molte regioni italiane non riescono a ottenere. Ed è molto semplicemente il terreno, le caratteristiche pedoclimatiche che sono uniche chiaramente, no? Ma ti posso dire che negli ultimi 10 anni, forse un po' meno, se parliamo di bianco, perché questo territorio nasce per il bianco, è conosciuto per il bianco, ci sono regioni italiane che stanno invece spingendo sul vino bianco, forse non riescono ad avvicinarsi alle nostre strutture, che è un altro concetto, però sicuramente forse riescono a essere più interessanti in altri paesi del mondo, per altre caratteristiche, magari la bassa alcolicità, la più facile bevibilità. Oggi si beve meno, di qualità d'accordo, ma molta gente preferisce guardare il grado alcolico come una bevibilità o una piacevolezza. Chi beve Collio molto spesso è un fan di un territorio che offre strutture, alcolicità molto spesso, annate importanti. Sfatiamo anche il mito che il Collio non è vini d'annata, anzi lo dimostrano tutte le verticali che ormai si fanno e che continueremo a fare. Sulla nostra rivista, per esempio, permettimi, Mangiavino, che è la nostra rivista regionale AIS, che è un trimestrale, sulla quale ogni trimestre c'è una verticale di un produttore, ovviamente friulano, dove si può arrivare anche a 10, a 15, a 20 anni con delle esperienze e delle possibilità incredibili. Quindi questo è l'evoluzione. Le altre regioni d'Italia questo non arrivano sul bianco. Diamo anche alcuni appuntamenti che vi vedranno protagonisti e così invitiamo anche i nostri radioascoltatori ad avvicinarsi a voi e iniziare a conoscere questo mondo. Se parliamo di AIS, immagino, ovviamente noi adesso abbiamo iniziato una serie di primi livelli in Friuli Venezia Giulia, che sono nella delegazione di Udine, nella delegazione di Trieste e nella delegazione di Pordenone. Sono iniziati da circa 20 giorni, un mese, quindi sono in fase operativa. Abbiamo appuntamenti comunque continui, perché chi vuole visitare il nostro sito, che è aisfvg.net, mi permetto di fare pubblicità. Fai bene perché dobbiamo dare informazioni. Ci sono tutte le degustazioni che nelle varie delegazioni vengono proposte, quindi o la pagina Facebook, che ormai forse va più di moda probabilmente. Noi proponiamo regolarmente, una volta alla settimana, degli incontri con la gente che vuole avvicinarsi al mondo del vino, a delle cifre direi molto ragionevoli. E in queste lezioni non si tratta solo di degustare un prodotto, ma si tratta anche di arrivare a colpire la persona, perché affinché si innamori del prodotto, quindi non è una cosa nuda e cruda senza una grande filosofia. Quindi siamo contenti perché riusciamo a fare. Certamente, allora siamo in chiusura, il Sì? messaggio che vuoi lanciare dai nostri microfoni per favorire ancora di più la giusta conoscenza del mondo del vino del nostro territorio?
fidatevi sempre di uno che beve oggettivamente, quindi per il piacere e per la voglia di bere un buon bicchiere di vino. State molto attenti alle etichette, che oggi ci sono delle cose veramente incredibili su questo mondo di consumismo. Frequentate i nostri corsi. E con questo appello, ringraziando Michele Paiano, delegato AIS per la provincia di Gorizia, ringraziamo tutti i nostri ospiti che ci hanno accompagnato alla scoperta del territorio di Capriva del Friuli, del mondo del vino, del Collio Goriziano, da Claudia Brugnetta e Davide Zanirato. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento d'ascolto e ora la linea alle notizie della TGR. Abbiamo trasmesso Obiettivo Friuli, programma in onda dalla sede RAI di Udine.